Credo che sia un buon punto perché è un avversario di cui ho molta stima, a prescindere da quello che dice la classifica, è un avversario di cui ho molta stima per il tipo di calcio che fa e oggi abbiamo provato a cambiare qualcosa anche a livello di pressing collettivo per cercare di inibire il loro palleggio, abbiamo cercato di portare qualcuno in più in pressing e devo dire che è anche riuscito e grazie a questo poi nel primo tempo siamo riusciti a trovare anche un bel gol. Nel secondo tempo inevitabilmente un po' ti abbassi, non tanto per richiesta nostra, ma più per anche la bravura dell'avversario che voleva pareggiare. Ha avuto le sue chance, come è normale che sia, come è normale avere le chance, lo Sciacca, che ripeto è una squadra importante. Peccato perché poi l'uno pari nasce dalla nostra ingenuità e basta così, questa è la partita e alla fine è un buon punto contro un avversario di livello assolutamente. Oggi sicuramente serviva un po' più di furbizia, un po' più di malizia che ancora non abbiamo, però tutto sommato non è lo stesso pareggio che abbiamo fatto con San Vito, lo stesso pareggio che abbiamo maturato contro il Partinico, ecco insomma. E da un paio di settimane anche oggi c'era gente in campo con la febbre, Aleko ha giocato per tanto tempo sotto influenza e purtroppo è peggiorata e questa settimana non è stato in gruppo. Penso di recuperarlo per la prossima, però la verità è che come dicevo settimana scorsa a Marsala abbiamo giocato con più gente con la febbre, quindi anche questa volta dico un grazie ai ragazzi che si stanno impegnando davvero tanto per raggiungere i nostri obiettivi. È un derby, non conta la classifica, sicuramente è una partita in cui loro cercheranno di dare tutto e noi dovremo farci trovare pronti. È una partita a parte, tutti ci teniamo, loro credo in maniera particolare vorranno dare una scossa alla loro stagione, noi siamo alla loro opportunità e niente, dovremo farci trovare pronti, ecco.